Manca davvero poco all'inizio del nuovo anno scolastico. Sui banchi di scuola circa 21.000 scolaretti, ma nella Marca a rischio 600 bambini che non hanno ancora provveduto alle vaccinazioni. Si parla di inadempienti totali. Se non dovessero mettersi in regola potrebbero non poter entrare nelle scuole materne. L'ULSS 9, Marca Trevigiana, sta già monitorando caso per caso, ma la legge è chiara, ci dice Sandro Cinquetti, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Intanto la scuola in linea teorica non li ammette a scuola questi bambini, cioè non iniziano l'anno scolastico questi bambini. Stiamo parlando di scuola non dell'obbligo, perché nella scuola dell'obbligo non esiste l'inammissibilità scolastica. Cosa devono fare queste famiglie? Prendere un appuntamento vaccinale. Con un appuntamento documentato la scuola può essere iniziata, certo poi la vaccinazione va eseguita. Ci sono zone dove la situazione è particolarmente delicata. I problemi principali li abbiamo nella ex ULSS 8, l'ULSS di Asolo, Montebelluna, Castelfranco. Lì abbiamo le coperture più basse che in alcuni casi vanno sotto il 90%. A Pieve di Soligo, nella ex ULSS 7, la situazione è intermedia, 92-93%. Nella ex ULSS 9 Treviso la situazione è eccellente, abbiamo coperture stabilmente superiori al 95% anche per i bambini di 2 anni. Per le scuole dell'obbligo la situazione è differente, non esiste l'inammissibilità scolastica. I bambini quindi potranno andare a scuola, ma attenzione per chi non dovesse essere in regola con le vaccinazioni. Anche qui abbiamo alcune situazioni che devono essere sistemate perché la legge prevede delle sanzioni. Ancora noi non stiamo applicando le sanzioni, noi non siamo qui per dare le multe alle famiglie, i nostri servizi sono attivi per vaccinare i bambini e garantire salute, però chiaramente prima o dopo sull'indicazione nazionale e regionale che verrà noi dovremo applicare le sanzioni.